Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore, e con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Ed eccoci di ritorno con gli ultimi due concorrenti. Si esibisce adesso Magdalena Spinieschi di anni 27 dalla Francia con la musica di Thomas Incantation, Isaïe Sonata Opera 27 numero 3, Beethoven Sonata numero 8 in Sol maggiore Opera 30 numero 3 e al pianoforte Monica Cattarossi.
Chiudiamo la sessione della prova semifinale con l'ultima candidata, Eva Sarkisova, scusate la pronuncia, 19 anni dalla Lettonia, con Prokofiev, sonata in Re maggiore opera 94A, Waxman Carmen Fantasy, Thomas Incantation. Eva è accompagnata al pianoforte da Monica Cattarossi.
Bene, si sono concluse le audizioni della fase semifinale. La giuria quindi si riunisce per deliberare sulla ammissione alla fase finale del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco Doc. Avviso per chi ci sta seguendo online che i risultati andranno in diretta streaming e la diretta comincerà qualche minuto prima della comunicazione. A più tardi allora. Grazie.